Il virus dilaga ancora nella pedemontana, dove il numero dei positivi cresce ogni giorno. Cresce anche la pressione sulla sanità e torna d'attualità la bagarre sulla gestione dell'emergenza con due ospedali, Bassano e Sant'Orso, piuttosto che con la trasformazione in Covid Hospital della struttura dell'Alto Vicentino. I vertici della sanità bassanese sembrano voler dare ragione a quei sindaci che chiedono da tempo la suddivisione dei pazienti Covid fra i due nosocomi, come sta succedendo anche in questo momento. Eppure, ancora una volta, il presidente Luca Zaia arriva a mettere le cose in chiaro sul tema della creazione dei Covid Hospital. Sentite cosa ha detto poche ore fa ai nostri microfoni. Intanto a Jesolo ha anche riaperto il Covid Hospital. Certo, ho guardato i dati, quando tu carichi 50 persone, 55 persone al giorno in ospedale da qualche parte li devi ricoverare e siccome noi dobbiamo tenere la linea degli ospedali puliti, dei reparti puliti, che tecnicamente si definisce così, cioè dai Covid, bisogna che i Covid vadano tutti in una direzione. Tutto molto chiaro. Jesolo è Covid Hospital esattamente come Schiavonia. Eppure solo l'idea che Sant'Orso, cosa prevista dai protocolli sanitari regionali, possa seguire questa strada causa levate di scudi e proteste a non finire, quando invece quello di cui hanno bisogno i cittadini è di una situazione organizzata e serena.